Ciao ragazzi, oggi giochiamo a Fashion. È tipo un gioco che tu ti devi vestire come vuoi. Adesso dovrebbe iniziare. Abbiamo 4 minuti infatti per vestirci. Chi si veste meglio viene messo come primo, secondo e terzo. Avete presente la classifica? Ecco, adesso noi siamo nudi e ci dobbiamo vestire. E abbiamo circa 3 minutini. Quindi, allora, queste sedie ti puoi fare i capelli. Se ti metti qui ti fai i capelli di che colore vuoi. Dobbiamo darci la svelta, quella non è VIP, infatti gli è venuta una sorpresona. Allora, quasi ok, allora vi dico che siamo quasi vestite. Ci mettiamo i pantaloni eccetera e poi siamo perfette. Allora, questo vestitino più questi pantaloni. Ok, con questi ali siamo super. Adesso noi siamo pronti, quindi voglio vedere come si vestono le altre. Ah no, non siamo pronti, dobbiamo fare ancora una piccola cosa. Cioè metterci la faccia, come sono carina. Allora, infatti adesso noi ci mettiamo qui e voglio vedere come saranno tutti nella realtà. Questa è bella, questo è bello, questa so bella, questa è bella. Mamma, chi è sta mamma? Pedluzza, neanche per sogno. Questa è bella. Aspetta, vabbè, comunque, questi due, o so fratelli o so cugini. Questi due li vedete? Dove c'è scritto Vieo. Se io premo sopra, devo vedere questi. Hanno quasi il nome uguale. Yanis Lulligi 1, Yanis Linana Fi. Allora, questi anni mi donano molto. Però non so voi, ma no, vabbè. Voglio andare un attimo in... Dov'è quella stanza che... Quella... Questa è ancora nuda. No, ma noi li shoppiamo. Ragazzi, mi si è buggato qualcosa. Mi è uscito. E mi ha fatto rivedere la scritta. Noi giriamo in giro tondo tanto. Questo è il mio personaggio. Anche il profilo. Ovviamente fra un minutino, cioè 50 secondi, ci sarà una categoria che ci farà vedere la classifica. Prima, seconda e terza. Però ci farà fare anche delle sfilate per decidere chi è la prima e seconda, per vedere anche come ci muoviamo, la faccia e i vestiti. Quindi se noi adesso facciamo la sfilata fra circa 30 secondi, facciamo la sfilata lì su a Parigi, non so dove, perché ci portano da qualche parte. Quindi dovremo aspettare circa questi secondi. Allora, finalmente vi posso vedere dove siamo, vi posso far vedere la sfilata. Quindi siamo a Tokyo. Adesso vi faccio vedere. Noi praticamente dobbiamo fare la sfilata da su quelle scale dove avete visto. Dobbiamo scendere in giù e qui ci staranno tutti i giudici che praticamente non ci sono vestiti neanche un po' bene. Questa è bruttissima perché anche le pelle, le braccia tutti sono date, quindi non li mettiamo lì sulla stella. Mamma mia! Avete visto che ha i capelli su un occhio e dietro alla testa non aveva una metà di capelli? Questa sono io. Sono bellissima. Grazie, grazie. Tutte le foto adesso, Guardate tutti questi luccichi.
che vengono dal cielo. Adesso sono le foto che mi stanno facendo. Vediamo questa, hey. Anche questa è VIP perché ha il bordellino. Ricordatevi che voi non dovete mettere mai nessuna stella a qualcuno, perché poi ne date 25, 24 a tutti gli altri, perché ovviamente quando i giocatori ci sono, loro mettono un sacco di stelle. Se metti una stella gliene dai 2-3, ma i giudici gliene danno altre, e tu dato che tu gli dai le stelle, quelle vengono aggiunte alla giuria. Quindi tipo la giuria mette 10 stelle alla seconda classificata, tu ne hai messi altre 5, quindi gliene dai 15 stelle, quindi lei prenderà 15 stelle. Ecco perché non dovete mai ratare il suo outfit. Ovviamente se volete fatelo per voi, forse perché vostra cucina, vostra cugina, vostro fratello o vostra sorella. Adesso aspettiamo che vi faccio vedere come si finisce, che vi fa vedere la classifica. Dopo un'oretta e mezza, ecco la classifica. So prima? No! Questa che è nuda al terzo posto. No! Vediamo che posto sono. Per esempio adesso sono quinta e ho 8 stelle. La giuria me ne ha date 8 e qualcun altro me ne ha... cioè, la giuria tipo me ne ha date 5 e qualcuno me ne ha date 3. O una o due che hanno fatto insieme 3. Oh, un nuovo modello. Pro Model. Sono pro. Aspetta che devo vedere una cosa. Qui. Ma come se... Ma che è? Ma che schifo di... Ah, quella che... Ciao. 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 You are ok. Non mi risponde. Hey. Hey. Ok. Chi è scritto quell'altra? Secondo me vorrei rimanere nuda, ma non posso. Che dice? What is next? Non lo so. Tu vedrai i miei video su YouTube e dirai what is next? Infatti adesso noi ci mettiamo delle ali. Wow, ma queste no, queste sono proprio belle. Adesso batto tutti. Mi metto questa sempre la faccia, questa è la migliore. Potete mettere qualsiasi faccia, ma dovete avere il colore, cioè il vestito abbinato. Infatti loro cambiano i vestiti. La stessa, quindi ogni volta devi cambiarti il vestito. Adesso cercheremo di fare meno schifo. Questo vestito è molto bello. Anche questo, ma voglio vedere come mi sta. No, è meglio questo. Che state a D. Io mi metto questo. Dobbiamo metterci la coroncina, abbiamo fatto. Allora, vediamo. Dov'è la coroncina? Eccola. Ecco. Bellissima. Non c'è niente da fare. Adesso dovremmo aspettare tutti questi secondi.